Centralissimi, siamo proprio a 2 passi dalla stazione di Padova per farvi capire la location. Qui accanto a me c'è il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili del Veneto, Paolo Ghiotti, e con lui, come dicevate giustamente dallo studio, facciamo un po' un focus sulla salute del comparto in Veneto, cercando anche di capire quali sono le province venete più vivaci, quali le realizzazioni, anche magari piazze, ospedali, perché Padova insomma è sicuramente interessata da questo argomento, e soprattutto quali le novità per il futuro, parlando di bonus facciate, bonus 110. Presidente, grazie di aver accettato il nostro invito. A lei subito la parola. La salute del comparto, partiamo da questo. Sì, grazie a voi. Dunque, voi tutti sapete che noi usciamo come settore edile da una lunghissima crisi 2007-2018 che ci ha visto stremati e tagliati per un 40% delle nostre imprese. Poi siamo ripartiti piano piano, il Covid, ahimè, ha tagliato ancora qualcosa, poi col 110 diciamo che ci siamo un po' ripresi. Il 110 è stata una manovra interessante perché è riuscita a mettere in comunione quello che era un comparto edile in estrema difficoltà con un patrimonio nazionale vetusto particolarmente importante. Noi abbiamo più l'80% delle nostre case hanno più di 40 anni, quindi sono dei motori a gasolio accesi dalla mattina alla sera, sono degli elementi di forte inquinamento, quindi questo ha dato un forte impulso al nostro settore edili. Un po' di preoccupazione sì, c'è perché tutto sommato, come vedete, sembra che questa manovra sia pensata come un'uscita di cassa, una spesa, e non venga vista invece come in realtà io credo sia un investimento per performare quello che è il nostro patrimonio nazionale, e perché tutto sommato ritengo non sia un limite, perché l'edilizia, se parte, crea un'economia nazionale che è molto importante. Noi stiamo facendo il 30% del PIL nazionale, quindi un qualcosa che dà sicuramente vivacità un attimino a tutti. Prego. Presidente, le volevo appunto chiedere per il futuro quali sono le novità. Appunto lei stava proprio arrivando ai vari bonus, ci sono state varie discussioni, abbiamo purtroppo subito qualche solito furbo di turno che ha sciupato una lodevole, mi permetta, iniziativa offerta dallo Stato. Sì, allora per fare chiarezza i furbetti ci sono sempre, se parliamo del 110% furbetti non ce ne sono stati, oppure sono stati veramente pochi. Noi abbiamo avuto 130 milioni di soldi persi all'interno di un 16 miliardi e mezzo di lavori fatti, e abbiamo perso invece 4 miliardi e 2 per lo stesso importo, che però è relativo ad ecosisma bonus e bonus facciate. Questo per dire che il 110 è stata comunque una manovra lodevole, perché è particolarmente attenzionata dalle direzioni lavori con la congruità dei prezzi e data ad eseguire anche da imprese che erano strutturalmente più qualificate. Quindi ecco, il discorso della ruberia sul 110 lo scarterei, anzi direi il contrario. Il 110 ha portato in estremo risalto tutte quelle che erano aziende che prima non lavoravano in maniera così chiara, tant'è che i dati delle casse edili nazionali sono fortemente aumentati, quindi stop lavoro nero, non più cassa integrazione, tutti pagano le tasse, il gettito è maggiore, quindi lo vedo veramente nel tempo un investimento molto importante. Per il futuro, visto che il 110 si sta stoppando, non fosse altro per le case singole, perché poi per i condomini 2023-2024 sarà comunque in addivenire, il PNR è una manovra estremamente importante, abbiamo quasi 108 miliardi da spendere nel territorio nazionale, all'interno dei 220 miliardi, parliamo di 8 miliardi e 3 nel Veneto, e quindi parliamo di cifre importanti. Ci dobbiamo chiedere se noi imprenditori siamo pronti ad affrontare una mole di lavoro così importante, perché la conformazione delle nostre imprese non è particolarmente strutturata. Il 60% delle imprese nazionali hanno un dipendente, e poi dobbiamo chiederci anche le pubbliche amministrazioni sono pronte per progettare e quindi passare dal denaro al cantiere. Abbiamo comuni troppo piccoli, abbiamo dei tecnici che lavorano a scavalco su troppe amministrazioni e che quindi probabilmente ci sarà una difficoltà. Presidente, le chiedevo inizialmente con appunto la nostra diretta quali sono le province
più insomma, vivaci in ambito di realizzazioni. Accennavo appunto la grande attesa per i lavori dell'ospedale di Padova. Quali sono appunto le province e quali i lavori che maggiormente vi vedono protagonisti? Oserei dire che in un rapporto di superficie e di abitanti siamo tutti più o meno vivaci. È ovvio che centri importanti quale questo dove siamo adesso di Padova, Verona, Vicenza, Belluno anche con il futuro delle Olimpiadi la stanno facendo da padrona. Ma ciascuna delle province, proprio perché questo PNR poi è anche dosato sui vari territori, sulle varie province, ci vedrà praticamente un po' tutti attori di questo futuro. Chiudo con un'ultima domanda e cedo poi la linea allo studio. Materie prime che scarseggiano e anche manodopera difficile da reperire. Com'è appunto, dicevamo, la situazione? Estrema difficoltà, materie prime di difficile reperibilità, costi relativi alle materie prime che sono troppo altalenanti, quindi non ti danno la garanzia. Manodopera è il problema di tutti i settori e noi nell'edilizia tocca alla grande. Il Veneto ha bisogno di 20.000 persone, 12.000 di persone altamente qualificate. È un problema che vedete anche voi, non è solo nostro, tocca a tutti i settori, l'indice di natalità dei giovani è sempre più inferiore e quindi è un problema che dovremmo tentare di risolvere con scuole che allenino professionisti del nostro settore. Non vorrei far arrabbiare nessuno, ma riducendo anche, nel rispetto di quello che è l'assistenza a chi ne ha veramente di bisogno, ma ridurre questi soldi che si danno gratis a chi non fa niente. Io ringrazio il presidente ANCE Paolo Ghiotti per quello che ci ha insegnato oggi. Se non ci sono domande, a voi studio.